Sabato un'importante manifestazione a sostegno e solidarietà verso il procuratore Patronaggio, un'iniziativa che avete voi organizzato come Coordinamento Titano dell'Acqua Pubblica. Coordinamento Titano dell'Acqua Pubblica di cui faccio parte, ma unitamente partecipano e aderiscono ed hanno manifestato la loro volontà il Forum regionale dell'Acqua Pubblica ed associazioni di rilievo come Agende Rosse di Agrigento, quindi è una manifestazione a favore, a sostegno dell'intera Procura della Repubblica di Agrigento e nella persona del procuratore capo Luigi Patronaggio, cui va tutta la nostra stima, tutta la nostra attenzione, perché apprezziamo l'opera da egli e dall'intera procura sinora svolta nell'assoluta chiarezza, nel rispetto dei principi di legge, e quindi noi chiediamo che vi sia partecipazione dell'intera società civile. La manifestazione è apolitica, è aperta a tutti, per portare avanti le ragioni di questa nostra provincia, dove la Procura ha svolto indagini e inchieste di rilievo, in particolare quella sui migranti. È intervenuta, è uno dei tre poteri dello Stato, la magistratura e l'autorità giudiziaria, unitamente al potere esecutivo e al potere parlamentare. Potere esecutivo governo, Parlamento, magistratura. Era nelle sue possibilità, nelle sue prerogative il potere intervenire, è intervenuta dinanzi a una questione dei diritti inviolabili delle persone da qualsiasi latitudine essi provengano. Quindi vi sono i diritti proprio oltre che gli aspetti umanitari. Quindi diamo appuntamento allora sabato? Appuntamento a sabato a tutti i cittadini, a tutti i sindaci che manifestino coesione per il bene pubblico, Procura della Repubblica e le risorse umane ricche e capaci che abbiamo all'interno della Procura.